Nessuna fuga in avanti né di Veneto né di Friuli Venezia Giulia, anche se il governatore veneto Zaia considera la decisione di Bolzano di riaprire l'11 maggio, tra l'altro delibera già impugnata dal governo, un precedente che impone all'esecutivo nazionale di decidere di affidare la gestione di questa fase dell'emergenza sanitaria alle singole regioni. Mi sento costantemente col collega Fedriga e con gli altri colleghi, Totti, Fontana, Bonaccini, insomma tutti quelli che vi vengono in mente, e dico che c'è condivisione rispetto al fatto che il 1° giugno sia una data troppo distante. Allora, il governo decide in base alla legge, voi sapete che in caso di emergenza è il governo che assume le decisioni, tant'è vero che noi non possiamo aprire le attività, cioè qualsiasi ordinanza fatta dal sottoscritto, se va contro la legge, non ha nessuna efficacia giuridica. Oltre a non avere efficacia giuridica, mette nei guai tutti coloro che tirano sulla serranda e si trovano alla forza dell'ordine a far verbali. E poi c'è poco da fare i fenomeni da parte nostra. Questa è la vera storia. Se hanno riaperto le aziende con centinaia di lavoratori, difficile da spiegare, dice Zaia, che non possano alzare le saracinesche commercianti ed artigiani. Sarebbe discriminante, anche perché in caso di peggioramento dei parametri sanitari si chiude tutto, ripete con chiarezza. Adesso vedere bistrattati gli artigiani, i negozianti, non lo trovo giusto. Questo dico. Il governo, se c'è, batta un colpo. E guardate, lo dice chi ha sempre evitato ogni forma di polemica. Però io sono chiamato a difendere i miei cittadini e non faccio l'irresponsabile. I cittadini sappiano tranquillamente che se i dati peggiorano si chiude tutto. I cittadini sappiano che se non si rispettano le regole, come fatto fino ad oggi, si rischia di chiudere tutto. Non voglio un giorno vedere dire ma Zaia era uno dei paladini di apertura e guardate qua. Ovvio, c'è il rischio dietro l'angolo, ma c'è oggi, c'era ieri e ci sarà anche il 1° giugno. A meno che non si voglia portare avanti questa apertura per non andare a votare. Ma allora prendo atto che in questo paese si vuole sospendere la democrazia. Perché se tu non ci vuoi far votare, vuol dire che vuoi sospendere la democrazia. Faccio appello anche al Capo dello Stato perché guardi dentro a questa partita delle elezioni, perché è un bruttissimo segnale. Il governo si è già detto disponibile ad una riapertura differenziata a partire dal 18 maggio. Quanto incide a questo punto anticipare di una settimana? Che non c'è programmazione, perché se il governo oggi dicesse o domani si apre il 18 maggio, tutti cominciano a mettere in moto i motori e almeno hanno un minimo di luce in fondo al tunnel, ma a tutt'oggi a casa mia mi insegnano che il 18 maggio potrebbe presentarsi Conte sabato sera di 2 giorni prima e fare un altro DPCM che vale per un altro paio di settimane. Quindi siamo anche, come si può dire, in una alea di incertezza che è paurosa. Non c'è, anche la comunicazione è importante, cioè dire a un parrucchiere che apre fra una settimana è già doloroso, ma almeno gli dici, boh, guarda che fra una settimana tutti aperti.